con tutti voi altri, però mi chiedo, ma quei 5 milioni di veneti che abbiamo qua in sta regione, dove sei stamattina? Siamo in tanti, ma dovremmo essere in tantissimi. Qua non si dovrebbe vedere solo che teste dei veneti, e invece queste teste... L'importante è che noi altri non perdiamo mai la fiducia, perché l'indipendenza non è una questione se si può fare o non si può fare, è solo una questione di tempo. L'indipendenza avverrà e noi altri che crediamo saremo i fautori di una rivoluzione che sarà in questa regione. Rivoluzione comunque che si sente un po' in tutta Europa, e quindi anche noi altri facciamo parte di un grande movimento europeo che vuole l'indipendenza, che vuole l'autodeterminazione. Per quanto riguarda il conto corrente, bisogna che noi altri suoniamo i campanelli a gente dando il numero del conto corrente e dire che guarda che c'è questa possibilità, che c'è la libertà, potremo torsi a libertà, basta solo che arriviamo a sti fatidici 14 milioni, che c'è comunque una truffa, perché il fatto che noi altri con i soldi delle istituzioni non potremo fare un referendum, anche questa è un po' una truffa, ma comunque è il percorso che abbiamo fatto così, cerchiamo di arrivare almeno avere i soldi, perché dopo il presidente della regione non ha più alibi, deve decidere una data, ma in attesa di avere i soldi io sono costretto a dire beh, finché non è inutile che neanche mettiamo una data che potrebbe essere incongruente dopo con la disponibilità dei SCEI. Comunque grande Veneto, grandi veneti, grazie di essere qua, indipendenza subito e avanti così. E cerchiamo di sollecitare anche tutti gli altri conoscenti che abbiamo, perché la conoscenza ne dà la possibilità di essere liberi, e purtroppo tanta gente non sa, e quindi ne guarda anche con un po' di sospetto, ma noi non ci facciamo intimorire, anzi siamo pronti anche ad aumentare la nostra resistenza nei confronti di questo Stato ladro, e quindi avanti sempre, Veneto libero, indipendenza e avanti sempre. Grazie a tutti.